L'ultima domenica agonistica per quanto riguarda il ciclismo in Toscana è di scena il Gran Premio Ezio del Rosso, arrivato quest'anno alla 68esima edizione, valevole anche come secondo trofeo CST Tires. L'ultima domenica, come al solito, è di scena la classica di Montecatini Terme. Il salotto buono della cittadina termale ospita la carovana ciclistica, per questo che è sicuramente un appuntamento prestigioso che potrebbe anche risollevare un'intera stagione ormai giunta alla conclusione. Di scena gli Elite ed Under 23 alle ultime battute della stagione. Sulla carta 126 atleti che tra poco vedremo proprio alla firma di partenza potrebbero sembrare pochi, ma la qualità corrisposta alla quantità degli atleti è sicuramente alta e quindi di questo non possono che essere soddisfatti gli organizzatori del gruppo sportivo Casette. Gruppo sportivo Casette che in parte si è anche rinnovato in questo 2019 avendo cambiato il presidente. Da quest'anno il presidente è Giuseppe Bellandi, l'ex sindaco di Montecatini Terme, che fino a che è stato primo cittadino non ha fatto mancare il proprio apporto. Da quest'anno libero in un certo senso da cariche istituzionali, essendo arrivato a termine della possibilità del suo mandato, si è subito impegnato come presidente per questa cara, che sicuramente è un fiore all'occhiello per l'intero territorio e non manca di accogliere tantissimo pubblico, tantissimi appassionati, ma anche i turisti, tanti turisti che si trovano a Montecatini Terme, ognuno per i propri motivi, non mancano né di fare domande mentre appunto si svolge la gara, né di aspettare proprio la conclusione per vedere chi sarà a primeggiare poi su Viale Verdi. Abbiamo detto 126 atleti al via e le società rappresentate sono il Cycling Team Friuli, la General Store, la Mastro Marco Sensi Nibali, i team Fortebraccio, la Northwave, la Work Service Videa Coppi Gazzera, la Gragnano Sporting Club, la Named, la Porto Sant'Elpidio Monturano, la Trentino Cycling Team, il team Cinelli, la In Emilia Romagna, la Futura Team Rosini, la Icari, la Regolo Team, la Sestese, il team Malmantile, la Polisportiva Tripetetro, la Maltinti, il team Franco Ballerini, la Pistoiese e la Cattoli Andrea. Un bel mix di società toscane e nazionali appunto per dare lustro a questa manifestazione. Il percorso è quello ormai consolidato, appunto vediamo che poco prima del via ha preso la parola il neopresidente Giuseppe Bellandi anche per introdurre il minuto di silenzio alla memoria di Giovanni Iannelli. Un minuto di silenzio ovviamente sentito e partecipato come raramente si sentono in queste occasioni, ma non poteva essere diversamente proprio dopo 2 giorni dalle celebrazioni del funerale proprio di Giovanni Iannelli, quindi non poteva che essere diversamente. Dicevamo il percorso, intanto vediamo le immagini della partenza ufficiosa con Luciano Talini, presidente del comitato provinciale, insieme alle Miss Irene, Federica e Livia a dare il via. Partenza ufficiosa che porterà poi gli atleti verso la partenza ufficiale nel centro di Montecatini Terme. Il circuito è un alternarsi tra 2 tipi di giri, un giro più lungo come il primo che dovranno affrontare attraverso Margine Coperta, Borgo Abuggiano, Chiesina Ozzanese, Casabianca, Biscolla, Monsumano Terme e Pieve Agnievole, e poi dopo il passaggio da Montecatini Terme il giro più breve attraverso Vico, che varrà anche come Gran Premio della Montagna, Ponte di Serravalle e Pieve Agnievole. Un alternarsi di giri in questo modo fino ad arrivare a 2 giri dalla conclusione, dove dopo il passaggio da Montecatini Terme la salita di Vico continuerà fino a Goraiolo per il Gran Premio della Montagna, che in questo caso avrà punteggio doppio, e quindi Macchino, Cozzile, Massa, Margine Coperta, Borgo Abuggiano, Casabianca, Monsumano Terme, Pieve Agnievole e intanto Montecatini Terme e l'ultimo giro ancora una volta la salita di Vico. 2 i traguardi intermedi previsti per questa manifestazione: il Gran Premio della Montagna, come vi abbiamo detto, e intanto vediamo il primo cittadino di Montecatini Terme, Luca Baroncini, a dare il via ufficiale alla manifestazione. Dicevamo appunto il Gran Premio della Montagna a punteggio alla memoria di Osvaldo Cardelli, e così anche il traguardo volante a punteggio. I traguardi validi sono i passaggi
sotto lo striscione di arrivo ai -3, ai -2 e a un giro dalla conclusione, questi alla memoria di Katia Del Viva. Abbiamo visto appunto le immagini relative alla partenza ufficiale e subito gli attacchi si susseguono sulla testa della corsa. Avvio veloce e sono ben 183 i chilometri previsti per questa manifestazione, però possiamo vedere che già dalle prime centinaia di metri, neanche dai primi chilometri, l'avvio è decisamente veloce. Facciamo scorrere tutto il gruppo, tutti i 126 atleti che appunto stanno seguendo anche le indicazioni del personale a terra. Ovviamente un'organizzazione capillare questa per permettere tutta lo svolgimento della gara. Nei primi chilometri comunque, nonostante un'andatura piuttosto sostenuta, ben poco da segnalare, gruppo che si mantiene compatto, come dimostrano anche le nostre immagini. Adesso sono gli atleti della futura team Rosini che si stanno facendo vedere sulla testa del gruppo, così come quelli della Named che adesso si sono portati sulla testa. Nella fattispecie adesso è Davide Colnaghi che sta facendo l'andatura. Sicuramente questa andatura così elevata nei primi chilometri dà segno di volontà di voler far partire una fuga, però è pur vero che fino a che l'andatura si manterrà a questo livello sarà sicuramente più difficile che si possa formare una fuga, perché il gruppo non sembra concedere troppo spazio. Con le immagini adesso siamo al primo passaggio dalla zona d'arrivo di Montecatini Terme e vediamo che è leggermente cambiata la situazione, perché sembra essersi formato un tentativo sulla testa della corsa, dove in coda riconosciamo Nicolas Spinelli della Mastro Marco Sensi. Qui vedete anche il pubblico che fin dalle prime ore, considerando che la corsa è partita poco più delle 11:30, vedete quante persone sono nel centro di Montecatini Terme. Dorsale 94 per il portacolori della Maltinti, Matteo Sensi, davanti a lui Federico Molini della Mastro Marco. Sono stati gli ultimi due atleti a riportarsi su questo tentativo, che quando arrivano per la prima volta a transitare da Viale Verdi al passaggio dalla zona arrivo, dove sarà esposto il cartello che indica 7 giri alla conclusione, conta questo tentativo che vede al comando appunto, come abbiamo visto, col dorsale 21 Spinelli della Mastro Marco, con il 74 Barsottelli adesso a fare l'andatura del team Cinelli, poi Di Guglielmo della Porto Sant'Elpidio col dorsale 62, poi per il Cycling Team Friuli Pruni. Poi ancora tra gli atleti al comando Pirro e Sensi della Maltinti e Molini della Mastro Marco. Questa la testa della corsa. Al passaggio sotto lo striscione di arrivo 32 secondi il ritardo per il gruppo, che comunque si mantiene ancora molto numeroso e sembra che sia già iniziata una reazione da parte del gruppo proprio alla caccia della testa della corsa. Ci avviciniamo per la prima volta al passaggio del Gran Premio della Montagna, e questo sarà anche un passaggio che sarà valevole per l'assegnazione di questo particolare traguardo intermedio. A fare l'andatura Federico Molini della Mastro Marco Sensi Nibali, alle sue spalle il portacolori della Icari con il dorsale 137 Davide Pruni. E poi ancora, eccolo qua, che arriva Petrelli, l'atleta del Cycling Team Friuli. Forse poco fa ci eravamo un po' confusi. Si sprinta per il passaggio sul Gran Premio della Montagna, infatti se lo aggiudica proprio l'atleta della Icari, Davide Pruni, davanti a Petrelli, a Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli. Terza posizione per Federico Molini. All'altezza del Gran Premio della Montagna è rimasto invariato il ritardo del gruppo alla caccia della testa della corsa, perché sono sempre 32 secondi il ritardo per il gruppo, che comunque ovviamente è ancora molto numeroso. Si è selezionata la testa della corsa, sono meno adesso coloro che fanno parte della testa della corsa. Noi riprendiamo però la competizione quando siamo nuovamente al passaggio dalla zona arrivo. Si sono rimescolate le carte, sono diventati 11
gli atleti al comando, alcuni di coloro che facevano parte del tentativo che vi abbiamo ricordato poco fa con altri innesti. Riconosciamo in ultima posizione ancora Gabriele Petrelli del Cycling Team Friuli con il numero 7, poi fanno parte di questo tentativo con il numero 31 Davide Colnaghi della Named, poi ancora presente Davide Pruni della Icari con il dorsale 137, poi Alessandro Michelucci per la Gragnano con il numero 21 Nicolas Spinelli della Mastro Marco, poi con il dorsale 57 Raffaele Radice della Porto Sant'Elpidio, è ancora presente Federico Molini per la Mastro Marco, che va praticamente a sprintare sotto la stazione d'arrivo, ma per un traguardo inesistente, perché in questo passaggio non era presente il traguardo volante. Poi fanno ancora parte della testa Gerardo Sessa della Regolo Team Erluison, e poi ancora col dorsale 34 Mattia Oppici della Named e con il dorsale 49 Piero Di Segna della Work Service. Minimo per il momento il vantaggio degli atleti che vi abbiamo appena ricordato nei confronti del gruppo, solo 15 secondi il margine. Adesso gli atleti vanno ad affrontare il giro più lungo, infatti siamo ormai al 48esimo chilometro di gara e si è formato un terzetto al comando. Con il numero 49 per la Work Service abbiamo al comando, e stava facendo proprio l'andatura, Piero Di Segna, col dorsale 62 per la Porto Sant'Elpidio Monteurano Fabio Di Guglielmo, e per la Named col dorsale 31 Davide Colnaghi. Questo il terzetto che si è formato sulla testa della corsa quando siamo al 48esimo chilometro di gara. Per il momento sembrano regolari i cambi sulla testa della corsa, ma c'è anche da dire che fino a questo momento non sembra esserci distacchi così enormi. Arriva alle spalle di questo terzetto il portacolori della In Emilia Romagna, Alex Piccinini, che è segnalato a una ventina di secondi di ritardo dal terzetto al comando, posizione aerodinamica per il corridore diretto da Michele Coppolillo, che tutto solo sta provando a riportarsi sul terzetto al comando. Adesso cerchiamo di capire anche com'è la situazione alle spalle dello stesso Piccinini, che lasciamo andare alla caccia proprio della testa della corsa, e alle spalle il gruppo è compatto. Sono due principalmente le formazioni che sembra che si stiano impegnando nell'inseguimento, ovvero il team Cinelli con Davide Italiani adesso a fare l'andatura e la Gragnano. Alle spalle di Davide Italiani ci sembra di riconoscere ancora atleti del team Cinelli e della Gragnano. Sicuramente il team Cinelli è una delle formazioni piuttosto in forma in questo periodo, visto che un loro corridore, ovvero Victor Bicanov, nelle ultime 2 gare a cui è preso parte ha colto 2 vittorie, quindi sicuramente una formazione da tenere in considerazione. Passaggio dalla zona arrivo, anche sotto la supervisione del primo cittadino di Montecatini Terme Baroncini, sempre 3 atleti al comando, con Piccinini che è stato recuperato dal gruppo, il gruppo che per il momento sembra lasciare andare questo tentativo. 1 minuto e 13 secondi. Intanto riconosciamo, e ci piace sottolinearlo, gli atleti del team Almantile che corrono con il lutto a braccio, proprio perché lo stesso Iannelli aveva corso nella formazione. Comunque hanno pensato bene di ricordare questo amico in questo modo, che ci sembra anche piuttosto bello. Siamo nuovamente sulla salita di Vico per la seconda volta. Anche in questo caso il Gran Premio della Montagna sarà valevole per l'assegnazione del punteggio per il Gran Premio della Montagna. Gran Premio della Montagna punteggio, lo ricordiamo magari se qualcuno non lo sapesse, vuol dire che ad ogni passaggio sulla salita vengono assegnati dei punti ai primi 3 classificati. Nel passaggio che andrà fino al Goraiolo il punteggio sarà addirittura doppio, e poi al termine viene stilata una classifica. In caso di parità varrà la posizione sull'ordine di arrivo. Il gruppo sulle prime rampe della salita ha guadagnato qualcosa nei confronti del terzetto, perché adesso è a 1 minuto e 8 secondi, quindi comincia a rosicare qualcosa il gruppo. Si fanno vedere anche gli atleti bianconeri del Cycling Team Friuli sulla testa della corsa, anche questa formazione sicuramente da tenere d'occhio, formazione Continental che da quest'anno
a certificazione proprio Continental, ma che comunque già negli ultimi anni ha sempre fatto un'attività piuttosto internazionale, però è sempre la formazione diretta da Francesco Iarè del team Cinelli a fare l'andatura con la formazione della Gragnano, che si mantiene in seconda ruota o comunque nelle posizioni d'avanguardia. Nuovo passaggio dal Gran Premio della Montagna, questa volta il primo a transitare è Fabio Di Guglielmo della Porto Sant'Elpidio, davanti a Di Segna, e in terza posizione Davide Colnaghi. E intanto abbiamo accompagnato i 3 atleti al comando lungo tutta la discesa. È terminata appunto la discesa per la testa della corsa ed è rimasto pressoché invariato il ritardo del gruppo dai 3 atleti al comando, 1 minuto e 15 secondi, segno che molto probabilmente questo tentativo a 3 non desta particolare preoccupazione per il gruppo, per coloro che inseguono, e quindi per il momento può sembrare più che buono questo distacco. Lo scorso anno a vincere su Viale Verdi, proprio dove ci troviamo e siamo al passaggio con la testa della corsa, quando mancano 4 giri alla conclusione, sempre con i 3 atleti al comando, dicevamo lo scorso anno a vincere fu Giacomo Garavaglia, che difendeva i colori della Petroli Firenze davanti a Giovanni Aleotti in gara quest'oggi, così come Michele Corradini, anche lui in gara quest'oggi. Nel 2017 a vincere fu Ryabushenko, nel 2016 Umberto Orsini, nel 2015 Stefano Verona, nel 2014 Mirko Trosino, ma è comunque quello del Trofeo del Rosso sicuramente un albo d'oro più che prestigioso. Come dicevamo poco fa, da sola questa gara a volte potrebbe valere anche l'intera stagione. Ora solo questa sicuramente no, però comunque potrebbe essere una bellissima conferma. Siamo all'84esimo chilometro di gara, sempre 3 atleti al comando: Di Guglielmo, Di Segna e Colnaghi, Davide Colnaghi nella fattispecie a fare l'andatura. Il gruppo però sembra aver recuperato qualcosa. Radiocorsa curata da Massimo e Thomas Capocchi ci informa infatti che è di 50 secondi il margine dei 3 atleti alla comando nei confronti del gruppo, che quindi probabilmente ha iniziato una reazione. Cambio ruote Team Vision comunque presente a scortare il terzetto al comando, che sembra godere ancora di un discreto accordo appunto su questa tratto di strada. A breve avremo nuovamente il passaggio da Montecatini Terme, perché comunque ogni volta, ogni giro si conclude sotto al passaggio di Montecatini Terme, e quando ci sarà quel passaggio lì verrà assegnato anche il primo dei 3 traguardi volanti che serviranno a determinare poi la classifica anche di questa particolare traguarda premi alla memoria di Katia Del Viva. Ed eccolo il passaggio dalla zona arrivo, quando mancano praticamente 3 giri alla conclusione, ma quando sta anche per terminare il tentativo di questi 3 atleti alla comando. Noi ne approfittiamo anche della nostra telecamera fissa per darvi un'immagine un pochino più completa. Meno di 15 secondi il margine dei 3 sul gruppo. Anche gli atleti della Maltinti adesso si fanno vedere sulla testa del gruppo che continua a essere numeroso. Traguardo volante, ovviamente non ce lo siamo dimenticati in questo passaggio, lo ha vinto Di Guglielmo del Porto Sant'Elpidio davanti a Di Segna, e terzo Colnaghi. Adesso siamo al passaggio sul Gran Premio della Montagna, e questa volta andremo ancora fino a Vico. Praticamente è stato annullato il tentativo, abbiamo visto meno di 15 secondi al passaggio dalla zona arrivo nello slancio per prendere la salita. Adesso sono gli atleti della Porto Sant'Elpidio che stanno facendo un'andatura, si è ricompattato il gruppo, si sprinta nuovamente per il passaggio sul Gran Premio della Montagna, ma in questo caso questo passaggio non è valevole per l'assegnazione del Gran Premio della Montagna, giro che possiamo dire è passato senza particolari scossoni, e noi ci ritroviamo nuovamente su Viale Verdi insieme alla polizia stradale che ci scorta, e la sentiamo al passaggio appunto dalla zona arrivo, con il gruppo nuovamente compatto. Questa volta però la salita non terminerà
con Vico, ma continuerà fin su a Goraiolo, e quindi la sensazione è che il gruppo si sia un po' controllato nel giro precedente, un po' per scaldare la gamba, un po' per provare le sensazioni e cominciare a fare sul serio da adesso in poi. È praticamente l'intera formazione del Cycling Team Friuli che si è posta all'inseguimento, e questo è il punto preciso in cui dalla fine della stretta di Vico si va verso Goraiolo. Abbiamo riconosciuto a fare l'andatura ancora una volta Gabriele Petrelli, quindi la formazione che sicuramente sta prendendo in mano la situazione, con Petrelli che prima era in fuga e adesso sta facendo l'andatura. Giuseppe Bellandi, in un certo senso, dato il suo ruolo di presidente, se lo può permettere di seguire la gara in macchina, ma lo faceva anche quando era sindaco, e quindi sta supervisionando dalla macchina appunto della direzione corsa affinché tutto si svolga nel modo più corretto. Proprio poco prima di Marliana, il primo a rompere gli indugi è Mattia Bais del Cycling Team Friuli, e su di lui si riporta il colombiano Buitrago del team Cinelli, e quindi si forma questa coppia al comando. Ancora è lunga però la salita per arrivare fino al Gran Premio della Montagna, che ricordiamo questa volta varrà doppio per l'assegnazione del GPM. Si volta a Buitrago per capire com'è la situazione alle sue spalle, e oltre alla moto informazione scorgiamo un terzetto, maglia Futura Team Mastro Marco, e forse ancora un'altra maglia del Cycling Team Friuli, se non andiamo errati, in questo terzetto che sembra possa avvicinarsi alla coppia. Infatti è così, eccoli qua, è Giovanni Aleotti, l'atleta del Cycling Team Friuli, secondo lo scorso anno in questa competizione, e insieme a lui abbiamo, con il dorsale 20 per la Mastro Marco, Gabriele Benedetti, il campione toscano Under 23, e poi insieme a loro per la Futura Team Rosini Rossano Mauti, appunto per questo terzetto che a breve sembra che possa andare a ricongiungersi, e quindi si potrebbe formare un quintetto sulla testa della corsa. Gabriele Benedetti, abbiamo detto, campione toscano Under 23, alla competizione è presente anche il campione toscano Elite Riccardo Marchesini, ma essendo questa una gara di carattere nazionale non possono indossare la maglia dei campioni regionali, quindi hanno ovviamente la maglia del proprio team, della propria formazione. Va a ricongiungersi la testa della corsa in un modo che sicuramente sorride al Cycling Team Friuli, perché è decisamente in superiorità numerica, e infatti Mattia Bais, appena visto che il suo compagno di squadra è rientrato, si è posto decisamente a far l'andatura. Il gruppo però non concede troppo spazio, sono soprattutto gli atleti della INE Emilia Romagna e della Porto Sant'Elpidio a fare l'andatura, ma riconosciamo anche maglie della General della Fortebraccio, e infatti per il momento di una decina di secondi il vantaggio per gli atleti che abbiamo visto, che abbiamo lasciato poco fa, sul gruppo che comincia ad allungarsi, a selezionarsi. Dal gruppo però sono evasi in due, col dorsale 23 Michele Corradini della Fortebraccio, e con il numero 50 Emanuele Favero della Northway, quindi diventano 7 gli atleti al comando quando siamo a Marliana con la testa della corsa. Eccolo qua, appunto, lo vediamo dalle nostre immagini, visto che il ciclismo ci permette anche di darci un'occhiata attorno di quello che possiamo trovare, e troviamo però anche una situazione decisamente cambiata. Ci stiamo avvicinando a Goraiolo, dove è posizionato l'ennesimo Gran Premio della Montagna di giornata, e al comando sono rimasti i due atleti del Cycling Team Friuli, Mattia Bais e Giovanni Aleotti, e con loro il colombiano del team Cinelli, Santiago Buitrago. Questo il terzetto, con Buitrago che probabilmente, essendo in inferiorità numerica, ne approfitta per stare a ruota, anche se in tratti di strada come questo è relativo stare a ruota o stare davanti per fare l'andatura, perché la fatica credo la facciano tutti in egual misura. Alle spalle, a solo 15 secondi di ritardo, arriva questo quintetto con Favero, che sicuramente c'era anche nel tentativo precedente, con Aslani della Gragnano, poi abbiamo Benedetti della Mastro Marco, per la Work Service col dorsale 45 abbiamo Barison, e poi per la Porto Sant'Elpidio potrebbe essere
frangioni, ma cercheremo di essere più precisi in seguito. Ancora più indietro abbiamo questo drappello che è segnalato a 23 secondi di ritardo, e qui abbiamo col dorsale 78 Manuele Tarozzi della In Emilia Romagna, con il 17 Nicolò Ferri della Mastromarco, poi ancora Michele Corradini della Fortebraccio con il dorsale 150 Emanuele Pesci della Malmantile, con il 47 Flavio Tasca della Work Service, con il dorsale 109 Mauti della Futura Team, poi ancora con il 41 Fiorelli della Gragnano. Intanto ci siamo riportati sulla testa della corsa con il numero 25, comunque tra coloro che compongono il drappello degli inseguitori anche Parashak della Fortebraccio. Ed eccolo ormai l'avvicinarsi del Gran Premio della Montagna con il terzetto che compone la testa della corsa. Eccoli qua che si stanno avvicinando al passaggio del Gran Premio della Montagna, anche tanto pubblico che ovviamente sceglie luoghi topici dove andare a vedere. E sul Gran Premio della Montagna il primo a transitare è stato Aleotti, seconda posizione per Buitrago e terzo Bais. Poi per quanto riguarda la situazione alle spalle è un pochino frazionato, una ventina di secondi in ritardo per gli immediati inseguitori, ma adesso consideriamo e confidiamo anche che con il tratto di discesa si andranno anche un po' a ricompattare i vari drappelli che si sono formati. Ricordiamo questo è il 68esimo Gran Premio di Ezio del Rosso, valevole anche come secondo trofeo CST Tires. E adesso noi andiamo con la nostra telecamera a risalire verso la testa della corsa per andare a trovare tutti i vari drappelli che si sono formati. Si è ricongiunta anche la coppia della Mastromarco composta da Ferri e da Benedetti, ma noi adesso siamo tornati nuovamente sul terzetto della testa della corsa, con Buitrago che forse sembra un pochino in difficoltà, o forse ne è solo approfittato per rifocillarsi, e questo quartetto sembra ormai prossimo al ricongiungimento. Dovrebbe essere composto da Pesci, Benedetti, Ferri e l'atleta della Fortebraccio è Corradini. Quindi a breve potremo avere 7 atleti al comando, anzi lo possiamo già dare per certo. Arrivano ancora altri atleti, Parashak dovrebbe essere della Fortebraccio e insieme a lui Barison della Work Service. Lo dicevamo che probabilmente con il tratto di discesa si sarebbero un po' ricompattati i vari drappelli, è stata selettiva la salita, ma lo potrebbe essere comunque anche la discesa. Terminata la discesa per la testa della corsa, sembrano un po', come dire, rimescolarsi le carte. Riconosciamo con il dorsale 17 Nicolò Ferri della Mastromarco, insieme a lui Giovanni Aleotti. Stanno provando ad andarsene i due atleti al comando, però sembra che chi sta inseguendo con Emanuele Favero proprio a fare l'andatura non abbiano una grande intenzione di lasciare andare i due atleti. Ovviamente Aleotti può contare su Bains, che è sempre alle sue spalle, il suo compagno di squadra, a favorire la sua azione, così come Ferri potrebbe contare su Benedetti perché non c'è più. Quindi cerchiamo di capire chi sono al comando. Col 23 è Corradini, insieme a lui anche Parashak della Fortebraccio per questa formazione, poi Bais per quanto riguarda il cycling in Friuli, Pesci della Malmantile col dorsale 150 che adesso va a fare il suo turno sulla testa della corsa. Poi comprende la testa della corsa ovviamente Ferri, poi abbiamo Buitrago, Barison e in terz'ultima posizione della Northway Favero. Alle spalle questo è un drappello che è andato nuovamente a formarsi, a rimescolarsi, dove riconosciamo Tarozzi della Emilia Romagna, Mauti della Futura Team Rosini, poi ancora Orlandi del Cycling Team Friuli e Tasca della Work Service. Poi ancora per quanto riguarda la Mastromarco è Benedetti, eccolo qua col dorsale numero 20, il campione toscano Under 23. Questi atleti sono segnalati a 24 secondi di ritardo dalla testa della corsa. La corsa appunto adesso passerà ancora una volta dalla zona arrivo, dove suonerà la campana e inizierà l'ultimo giro, che comprende ancora una volta la salita, questa volta però fino a Vico. Abbiamo riconosciuto un atleta
Gragnano, tra gli inseguitori potrebbe essere Fiorelli, ma noi adesso ci riportiamo sulla testa della corsa. Intanto il servizio di Lavagna ha informato proprio i corridori al comando del loro vantaggio, 35 secondi il loro margine su quel drappello che praticamente abbiamo lasciato poco fa. Buitrago a fare l'andatura, quindi ci sono due formazioni che possono contare su una compagnia, cioè sulla superiorità numerica: il Sacri Team Friuli con Bais e con Aleotti, e la Forte Braccio con Corradini e Parashak. Anche il cambio ruote alle spalle di questo drappello, infatti il vantaggio è superiore ai 30 secondi, è comunque confortante. Emanuele Favero adesso a fare l'andatura, però Bais sembra un po' richiamare all'ordine i suoi compagni d'avventura, appunto perché cerca maggior collaborazione. E noi con le immagini ci siamo riportati sul gruppetto inseguitore. Flavio Tasca della Work Service a fare l'andatura con l'atleta della Gragnana. Avevamo riconosciuto appunto Filippo Fiorelli, eccolo qua infatti che si sta impegnando. Ancora Rossano Mauti della Futura Team, poi è presente anche Frangioni della Porto Sant'Elpidio, Tarozzi della In Emilia Romagna. In questo frangente sembra che ci sia molto più accordo tra questi atleti che stanno inseguendo che non su coloro che si trovano sulla testa della corsa. 20 secondi comunque il vantaggio del drappello al comando nei confronti degli inseguitori. Adesso siamo proprio al passaggio dalla zona arrivo al suono della campana, e questa immagine d'insieme ci dà modo di vedere anche che sì, ci sono gli atleti al comando, i 7, 8, 9 atleti al comando, però stanno arrivando anche due contrattaccanti e sono Benedetti e Di Felice, se non andiamo errati. Suona la campana e sono 15-20 secondi in ritardo per questa coppia. Eccolo qua Francesco Di Felice, l'atleta della General Store, alla sua ruota il campione toscano Under 23 Gabriele Benedetti, che stanno provando in qualche modo a recuperare. A poco più di un minuto, a 1:08 per la precisione, arriva questo quintetto che è parte di quel drappello che si è praticamente selezionato. Ma noi con le telecamere ci riportiamo sulla testa della corsa, perché è qui che si sta facendo la gara, e anche perché è nuovamente cambiata la situazione. Intanto Mattia Bais prova a forzare i tempi, si volta un attimo, Buitrago sembra quello più in forma per cercare di mantenersi la sua ruota, ma ancora una volta si riforma il terzetto: Buitrago, Aleotti e Bais. Questo è il terzetto con gli altri compagni di avventura che non sembrano riuscire a tenere il passo, e quindi si riforma un po' una scena che abbiamo già visto. Quella volta, il passaggio precedente, eravamo più vicino a Goraiolo. Per fortuna dei ragazzi questa volta la salita è un pochino più breve, ma siamo ormai a più di quasi 170 chilometri percorsi, e quindi è anche normale che sia così. Cerchiamo di capire anche com'è la situazione alle spalle di questo terzetto, perché vedevamo una maglia della Work Service che poteva avvicinarsi, dovrebbe essere quella di Barison, che stava provando a riportarsi su questo terzetto. Sembra non collaborare troppo Buitrago, e quindi ne approfitta ancora una volta Mattia Bais. Si è spostato sulla sinistra della strada il suo compagno di squadra Giovanni Aleotti, che adesso viene anche un po' incoraggiato forse dal suo compagno di casacca, e quindi vanno a a dilatarsi i distacchi. Però noi ovviamente ci manteniamo su Mattia Bais, che è comunque già sicuro del suo futuro, perché il prossimo anno sarà professionista con l'Androni, ma ancora manca una vittoria nel suo casellario quest'anno. Alle spalle della testa della corsa, che si sta decisamente animando, si prova un po' a riformare il drappello. Si è formata la coppia Sacri Team Friuli proprio all'altezza dell'ultimo Gran Premio della Montagna con Aleotti e Bais. E intanto vi possiamo dire che per quanto riguarda la classifica finale del Gran Premio della Montagna alla memoria di Osvaldo Cardelli è proprio appannaggio di Aleotti su Bais e Buitrago. E intanto siamo nel tratto di discesa, siamo a circa 10 km dalla conclusione, e praticamente
non cambia la situazione. Adesso Mattia Bais a fare l'andatura con Giovanni Aleotti in seconda posizione, con Buitrago quindi che non ce l'ha fatta a tenere il passo della coppia del Cycling Team Friuli. Sicuramente è stata il primo anno di questa formazione come Continental, si è misurata con realtà sicuramente più importanti, ma lo facevano comunque anche quando non erano con la dicitura Continental. Sicuramente è stato un anno più che soddisfacente per la formazione friulana. Alle spalle dei due atleti Buitrago è stato recuperato da Corradini, da Ferri e da l'atleta da Barison della Work Service. Buitrago probabilmente ha un po' finito le energie perché non riesce a tenere il passo neanche di questo terzetto, e noi però, quando mancano ormai meno di 2 chilometri alla conclusione, Radio Corsa ci informa che sono 30 i secondi di vantaggio per la testa della corsa, e quindi possiamo dire che questo Gran Premio Ezio del Rosso sarà un discorso tutto Cycling Team Friuli. Ormai meno di 2 chilometri, anzi siamo praticamente in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, siamo già dentro l'abitato di Montecatini Terme. Ancora comunque spingono al massimo i due atleti. Adesso è Giovanni Aleotti a fare l'andatura su Mattia Bais alla sua ruota, e alle spalle questo il quartetto con Barison, Ferri, Corradini e Buitrago nell'esatto ordine in cui stanno transitando. 30 secondi all'ultimo rilevamento tempi, quindi ci viene da dire che ormai questo quartetto non può che combattere che per la terza posizione del podio. Quindi sicuramente una bella prova per tutti questi atleti, ma noi adesso ci concentriamo su coloro che andranno a disputarsi il finale. Il Viale Verdi ormai è pronto tra due aree di folla ad accogliere questa coppia. Siamo ormai a meno di 1 chilometro dalla conclusione. È questione delle ultime curve per i due atleti al comando, e poi si potranno presentare in quello che ormai abbiamo definito il salotto buono di Montecatini Terme. Eccolo qua, ancora 2 curve praticamente, una verso sinistra e l'altra verso destra, e poi sarà solo Viale Verdi, e sarà solo da decidere l'ordine di arrivo. Vedremo se decideranno di sprintare, se si saranno già messi d'accordo. Sicuramente è una bella vittoria di squadra, ma è sicuramente il coronamento sia di una bella stagione, ma anche di un ottimo lavoro che hanno fatto quest'oggi, perché in qualsiasi tentativo, in qualsiasi azione erano presenti, o tirando o essendo in fuga. Quindi sicuramente è una bella soddisfazione, ma non hanno regalato niente gli atleti, e la sensazione è che sia Mattia Bais che possa andare a cogliere la sua prima vittoria stagionale, con buona pace di Giovanni Aleotti, che per 2 anni consecutivi è secondo in questa formazione, in questa gara. Eccolo qua l'arrivo in parata per il Cycling Team Friuli con la vittoria di Mattia Bais su Giovanni Aleotti. E adesso vedremo alle spalle la situazione. Arrivano con più di 1 minuto e 20 di ritardo, 1 minuto e 21 per la precisione, il quartetto che sprinta per la terza posizione, con Buitrago in prima posizione, poi viene affiancato sia da Corradini che da Ferri, testa a testa, ed è Ferri con un po' di rammarico che va a cogliere la terza posizione. Quarto Michele Corradini, Ferri della Mastro Marco e Corradini della Fortebraccio. Quinto Buitrago del team Cinelli. Sesto Barison della Work Service. Settimo Parasciac della Fortebraccio. Ottavo Pesci della Malmantile. Nono Favero della Northwave e 10° Di Felice della General. Noi rivediamo le immagini dell'arrivo in parata per Bais e per Aleotti. Non ci resta che lasciarvi alle interviste che abbiamo realizzato ai protagonisti di questo Gran Premio Ezio del Rosso. Mattia Bais, fresco di Brindisi, ci voleva però questo Brindisi per questa vittoria? Sì, sicuramente. Oggi è l'ultima gara che faccio con questa maglia del Cycling Team Friuli e volevo onorarla al massimo per ringraziarli per i 4 anni insieme. Un finale da manuale il vostro? Sì, abbiamo attaccato io e Giovanni, anzi prima ci ha fatto ritmo forte la squadra in salita, poi abbiamo attaccato io e Giovanni e si è arrivati da soli e niente. E poi contento così? Sì, contentissimo. Secondo classificato Giovanni Aleotti, a dimostrazione di un grandissimo lavoro di squadra, avete sempre avuto la situazione in mano e anche il finale lo ha dimostrato. Sì, è il secondo anno di fila che arrivo secondo qui, e se l'anno scorso aveva un sapore un po' amaro quel secondo posto, oggi è come se avessi vinto io. È stata una bellissima vittoria di squadra
abbiamo fatto tutti un lavoro perfetto e arrivare così in parata qua a Montecatini è una bellissima sensazione. Sicuramente la vostra è una stagione da incorniciare questa. Sì, è stata una stagione fantastica e non poteva finire meglio. Abbiamo visto appena sei riuscito a vincere la volata del terzo posto, Niccolò Ferri, un po' di rammarico nel tuo voto, una gara che sicuramente ci tenete tanto nella Mastro Marco, però forse domani a mente fredda questo terzo posto tanto da buttare non sarà. Sì, è un po' di rammarico perché comunque quando il Cycling Team Friuli sulla salita di Goraiolo ha impostato il ritmo, sentivo che stavo bene e sull'ultima volta Vico sono scollinato veramente vicino. Rammarico perché oggi è un giorno speciale, purtroppo sappiamo tutti quello che è successo una settimana fa neanche e oggi correva anche un po' delle sue gambe e in corsa molte volte ci pensavo e mi cadevano quasi le lacrime, quindi oggi io ho dato tutto per lui, mi dispiace di non aver ripagato, volevo dedicarle un regalo, volevo fare un regalo alla famiglia, alla ragazza. Credo che andrà bene uguale. Ci ho provato, mi dispiace. Consigliere comunale Elga Bracali, oggi una domenica diversa, che Montecatini in parte ci è abituata, però viverla da dentro è sempre una cosa particolare. Allora, il ciclismo sicuramente fa parte del tessuto di Montecatini, perché noi lo viviamo, l'abbiamo sempre vissuto, io ho dei bellissimi ricordi anche quando arrivava il Giro d'Italia, ma questa è la nostra corsa, quindi ben venga, speriamo che continui ancora, visto e considerato che l'ex sindaco è diventato anche presidente, ci auguriamo che dia ancora più slancio e insomma bella, bellissimo, un bellissimo tragitto, un bellissimo giro e posti sono meravigliosi, quindi grazie a voi. Sandra Magnani, nipote di Gino, a cui è stato intitolato il premio per il primo classificato, ha avuto anche l'emozione di premiare questo corridore un po' nella tradizione di quella che è la sua famiglia. Sì, dunque la mia famiglia ha sempre avuto un'agenzia di press e pubbliche relazioni che ha lavorato per Rai, ANSA, La Nazione dal 1925 al 1990 e ha portato a Montecatini tanti eventi sportivi, ha collaborato tantissimo con il gruppo sportivo Le Casette nell'organizzazione di questa gara. E il gruppo sportivo ha voluto ricordare soprattutto la figura del mio nonno e diciamo, l'attività pluridecennale che la mia famiglia ha svolto in favore dello sport a Montecatini con questo primo premio in onore dei miei, che sono medaglie d'oro dell'Ordine dei giornalisti e che erano dei grandi sportivi. E siamo convinti che il premio è ben riposto. Grazie, spero di sì, ne spero per loro, per il loro ricordo. Grazie. Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, intanto l'impressione da primo cittadino, la prima edizione del Del Rosso. Una grandissima emozione anche perché da quando sono bambino che sono dall'altra parte a godere di questo spettacolo, di una corsa importantissima come sappiamo e quindi veramente una grande emozione. Poi sono stato anche dentro la corsa, mi sono anche divertito, ho visto una bellissima gara emozionante e quindi un alto livello ho notato, quindi sembrava di essere tra i pro. Anche perché era l'ultimo giro, quindi era quello bello combattuto. Era quello più combattuto, c'è stato un bel attacco a Vico, è andato bene e complimenti, è stata veramente una grande gara. Viale Verdi ha accolto come sempre nel salotto buono con tantissime persone questa carovana. Sì, devo dire grande partecipazione di pubblico, la nostra città risponde sempre, siamo la terra del ciclismo e poi devo dire che è un territorio stupendo che ben si presta a questo tipo di eventi. Mario Ieri per l'organizzazione, anche quest'anno una bellissima edizione con un podio degno e quindi i vostri sforzi sono stati ripagati. Ma penso di sì, penso che noi ce la mettiamo tutta, anche se le forze cominciano a calare, però cerchiamo di fare il nostro meglio e penso di esserci riusciti anche questa volta. Tanti amici, sponsor che vi danno sostegno, vi danno una mano, però il pubblico, il folto pubblico di Viale Verdi è sicuramente una bella cartolina per poter presentare anche la corsa. Sì, stamattina ho trovato uno che brontolava perché si arrivava sul Viale Verdi. Ho detto che non si è perso niente, anzi forse si è guadagnato. Certo, il centro storico dove si arrivava prima, dove è nata, era un altro conto. Però qui come spettacolo, come paesaggistico e tutto il resto, ha un vantaggio enorme. Ci sono dei ringraziamenti da fare? Ma è inutile fare qualche ringraziamento a tutti senza mezzi termini, perché se dico quell'altro rimane sempre qualcun altro di fuori. Perciò tutti quelli che sono andati a fare anche
che hanno portato un granellino di sabbia, va bene come se avessi portato un autotreno di sabbia. Perciò voglio dire, ho piacere di tutti quelli che mi danno la mano e finché ce la faccio si tirerà avanti. Quindi appuntamento all'anno prossimo. Penso di sì, che sia bello incominciare. Giuseppe Bellandi, siamo stati abituati a vederlo negli anni scorsi con la fascia di primo cittadino, sempre però molto vicino alla corsa. Quest'anno nuovo ruolo, presidente del gruppo organizzatore, forse se l'è goduta un po' di più. No, perché come sindaco alla fine, no, diciamo, me la sono goduta alla fine, ma come sindaco non avevi certi stress tranne quello di dire sì a Mario ieri, sì presidente, facciamo, però la macchina, ecco qui io voglio spendere in questi 10 anni di sindaco e anche oggi avete visto come funziona la macchina del comune di Montecatini. A Montecatini Terme si trasforma in un circuito senza essere un circuito, ma questo è grazie, certo, al gruppo sportivo Le Casette, ma anche grazie alla polizia municipale e agli operai del comune che lavorano in maniera coordinata e perfetta. Montecatini in fondo, io sono legatissimo al ciclismo, se ci sono venuti i mondiali non credo che sia un caso, però ecco, da presidente invece vai a controllare, a parte che io sono stato 3 giorni in Belgio, nella patria del ciclismo, per altre ragioni, per le terme, ma controlli il percorso, controlli le buche per terra, controlli stamani, fai panini, quindi sei coinvolto in altra maniera, cerchi gli sponsor che dobbiamo sempre ringraziare perché senza sponsor non si fanno, quindi è uno stress diverso, però va ringraziato da 1 a 10, do 10 al gruppo sportivo Le Casette, escluso Beppe Bellandi, ma loro se lo meritano davvero, quindi è stato bellissimo, è venuta una corsa anche di qualità, pur essendo alla fine della stagione, un premio quasi di chiusura, però ha vinto una Continental, quindi tecnicamente hanno vinto una squadra che ha una costruzione probabilmente anche superiore dal punto di vista organizzativo, però la gamba l'avevano questi 2 ragazzi, perché io ero sulla macchina del Gambacciani quando è schizzato via, si è alzato sui pedali, sulle prime rampe che non sono rampe al 6-7%, quindi vuol dire però è stato esplosivo, ha staccato tutti e ci aveva già provato sul Goraiolo, ma qui è stato impressionante. È stato rincorso da Aleotti ha vinto tanto, lui ha detto io ho fatto tanti secondi, ho vinto, però l'anno prossimo c'è già il contratto pro, quindi. Abbiamo parlato con Mario ieri poco fa e ci ha detto, stranamente per lui aggiungo, che possiamo già dare l'appuntamento al prossimo anno, lo confermiamo? Io, il gruppo sportivo Le Casette conferma che farà di tutto per farlo, non solo il prossimo anno, ma per far sempre qualcosa anche in più, perché vogliamo. Io, guarda, ho accettato di fare il presidente, ma il presidente è un incarico importante, non può essere un incarico di facciata, è un incarico che impegna. Con questi ragazzi per il ciclismo ci divertiamo anche, quindi vogliamo delle soddisfazioni ancora. D'altra parte 68 quest'anno, 69, poi siamo a 70 botto assoluto, arriveremo a 100, va bene?